E allora, se la live non si vedeva niente, io la registro e vi arriva quando vi arriva. Nel generale sgomento di tutti. Signori, è presto detto, eravamo tutti pronti a impazzire sui social, non siamo buoni, non segniamo, abbiamo i problemi, non abbiamo risolto niente con Luca, i soldi Space, perché Conte, i cambi, eccetera, eccetera. La cosa pazzesca è che l'assist arriva da Buongiorno. Ed è una cosa pazzesca perché quando fa il cambio Juan Jesus Buongiorno, io non vedo oltre quello che io vedo il dito, ma non vedo la luna. Conte ha visto la luna. Sto scherzando, ma non fino in fondo, perché certi cambi tu non li capisci subito perché dici non cambia l'assetto, non diventi più offensivo, però secondo me Juan Jesus quel passaggio al centro come l'ha fatto Buongiorno non ce l'ha. Poi Juan Jesus poteva addirittura segnare, non si può mai sapere, però fatto sta. È uno sliding doors come fu Napoli-Parma, cioè è una partita che ci poteva abbattere e non pensate che col Cagliari non ci saremmo abbattuti, un pareggio col Cagliari in casa, con la sosta, ci saremmo abbattuti tremendamente secondo me. E quindi per bravura, perché poi se andate a vedere i, insomma, la spinta, l'attacco momentum, il Napoli, devo pompierare, ero pronto a pompierare, vedete? Con il... ero pronto a pompierare, meno male io. Meno male, avremmo potuto parlare di Lang, non è buono, Lucca, mamma mia, e quando li fai i cambi, ma i nuovi che li hai presi a fare? Diamo un attimo di tempo al tempo, perché ci sarà bisogno della panchina, ci sarà bisogno di di trovare nuove soluzioni offensive, che in questo momento, in alcune partite, se si chiudono tutti dietro, diventa difficile per tutti. È bello poterne parlare con i 3 punti, poter sentire le analisi degli altri, vittoria da grande squadra. Poi ci sono 2 modi di raccontarla. O la racconti come vittoria da grande squadra, dicono così, vittoria in sofferenza, queste sono le vittorie da grande squadra. Non è per la questione del cortomuso, è la questione che quella la sfanghi all'ultimo minuto. Quindi quella vittoria di cinico, Napoli cinico. Non è vero cinico, perché abbiamo creato, ci sono gli XG, c'è un attacco momentum pazzesco, poi non siamo precisi, possiamo velocizzarla la manovra sicuramente, io poi me la voglio rivedere meglio, perché da cellulare nella casa non si capisce nulla, però con grandissima... mi hai mandato il messaggio food. Con grandissima calma noi potremo poi analizzare quelle che sono le cose, possiamo aggiungere i nuovi, perché vi ho detto io che Oliveira ha senso quando c'è un Berardi, ma poi ci metti Spinazzola e Spinazzola è stato pericoloso. Una delle occasioni forse più importanti l'ha avute lui. Quindi vedi quello che va, così il Napoli è meno unilaterale, asimmetrico, meno utilaterale, e, e quindi si può lavorare. Se ci aggiungi Gutierrez, se ci aggiungi... Io continuo ad avere fiducia in Noah Lang perché lo devo vedere almeno una partita intera. Se entra 10 minuti e basta, io non me la sento di giudicarlo definitivamente. La questione è che lo vedo timido, lo vedo che non punta l'uomo, lo vedo che torna indietro. E questo lo dobbiamo capire. Poi, con Højlund hai più soluzioni in attacco, non devi far entrare Ambrosino e altre cose in panchina che ti possono tornare utili. Però 10 al mercato, calma. Questa è una partita che se l'analizzi con intelligenza e con i 3 punti te la puoi ritrovare utile per quello che è il resto del percorso. Se invece pensiamo, sì, mi più forte, eccetera, eccetera, perché sto leggendo un po' di ottimismo sfrenato, lì probabilmente diventa pericoloso. Diventa pericoloso, il Napoli invece si deve rendere conto, deve assaporarla la difficoltà, deve rendersi conto che ogni partita, oh scudetto teniamo noi, a ogni partita il pareggio viene accolto come un grande risultato dalle nostre avversarie, quindi faranno le barricate. Ci sono squadre che vogliono giocare a pallone, tipo Sassuolo, ti lasciano più spazi. Il Cagliari no, altre squadre tipo il Pisa, la Cremonese no, il Parma no, altre squadre piccole che verranno a fare le barricate con noi. Dobbiamo stare molto attenti
con grandissima umiltà mettersi lì, studiare nuove soluzioni, e per fortuna Conte è uno che lo fa. Buongiorno, non ve l'aspettava, ma perché leva poi mette a buongiorno, mette a Lang, mette gli attaccati? Ed è buongiorno, è simbolico, non c'è niente da fare, è simbolico. Poi certi atleti, certi allenatori hanno anche nel loro destino, non dico fortuna perché la fortuna te la devi attirare, però ce l'hanno nel DNA, che fanno delle scelte che uno magari non capisce e poi diventano fondamentali. Da New York, da dove cacchio sto, non lo so, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, chiedo scusa se ho provato ad andare live ma non si sentiva niente, di conseguenza forza Napoli sempre, grazie, chissà, grazie, buongiorno e stavate bene.